Il mondo del turismo si incontra a Trieste per fare il punto della situazione. Se alcuni anni fa lo scenario dipinto non era roseo, oggi il quadro sembra essere decisamente cambiato, almeno in parte. Il Veneto da tempo guarda i paesi d'Oltralpe per tradizioni legate alle nostre spiagge. Per quel che riguarda il mercato straniero invece abbiamo dei neanche tanto timidi segnali di rafforzamento addirittura delle posizioni, per esempio da parte della Germania e dell'Austria, clienti storici. A risollevare le sorti del comparto turistico veneto è dunque la clientela straniera, mentre il mercato italiano non dà ancora segnali di vita. Dal lato della clientela italiana purtroppo non abbiamo segni di ritorno di italiani, noi abbiamo avuto un crollo come tutto il mondo del turismo ha avuto un crollo di italiani per ovvi motivi. Bene poi ancora il turismo d'oltreoceano, Stati Uniti e Giappone, che però in Veneto vengono fondamentalmente attratti da Venezia. L'altro grande mercato turistico attratto dalle nostre regioni è quello russo, fino all'altro giorno in arrivo in massa forti dalla nuova ricchezza, ma per il quale oggi si hanno timori. Siamo un po' in apprensione per i russi perché il rublo con i recenti fatti ucraini si è svalutato mi pare circa del 30%, per cui diventa un po' impegnativo per un russo venire in vacanza. Dunque il bilancio per questo avvio di stagione che esce dalla 64esima Assemblea Nazionale di Federalberghi sembra essere positivo. Il quadro è un po' meno fosco anche grazie all'impegno che abbiamo profuso tutti noi, voglio dire, è meno fosco di quanto potessi dipingerlo un anno fa o 2 anni fa. Rimane ancora un nodo da risolvere, quello della tassa di soggiorno, battaglia che va combattuta a Roma per il presidente di Federalberghi Veneto e non lasciata ai comuni con sindaci bisognosi di soldi. È una pistola in mano ai sindaci, bisogna cercare di disinnescarla.